un film che ormai conosciamo a memoria quest'anno, quindi evidentemente se succede sempre è un limite che abbiamo. Peccato perché le occasioni nel primo tempo soprattutto le abbiamo avute per andare al doppio vantaggio, ci è stato annullato anche un gol in maniera che poi rivedrò, ma mi è sembrato che il mio giocatore abbia crossato da fondo campo, quindi quel fuorigioco mi sembra quantomeno dubbio, però al di là di questo la colpa chiaramente è nostra di non aver chiuso la partita e poi ci troviamo a subire gol sul solito calcio piazzato, sul calcio d'angolo, è un problema che abbiamo, quindi rimocchiamoci le mani, ci prendiamo questo punto e niente, pensiamo alla prossima partita col CUS. In questa fase non puoi stare a guardare gli altri, devi solamente pensare a fare il tuo e quindi al di là, chiaramente siamo degli spettatori sempre interessati alle partite in questo momento, però l'unica cosa su cui ci dobbiamo concentrare sono le nostre partite e i risultati che dobbiamo fare noi. Oggi chiaramente volevano il bottino pieno, l'Alcamo è fatto una grande partita, devo fare i complimenti, ha fatto una prestazione gagliarda. E niente, quindi ci prendiamo questo punto e pensiamo alla prossima partita. Il Plus è in questo momento la quarta forza del campionato, una squadra importante, quindi niente, però ripeto, da lunedì cominceremo a pensare alla prossima partita, analizzando anche gli errori di questa.